Io vi voglio dire, il problema numero uno in Italia in questo momento è la sanità. La sanità ha 98 milioni di prestazioni non effettuate e noi stiamo ripetendo come un mantra ormai da tempo che ogni euro che c'è va messo lì sopra, perché se no gli italiani non saranno in grado di curarsi. 4 milioni di italiani non si curano più per i costi della sanità, è una vergogna nazionale. Come giudica le esternazioni del ministro Lollobrigida sul reddito di cittadinanza, meglio sul campo che sul divano? Intanto è un modo un po' superficiale, io sono stato contrario, sono contrario al reddito di cittadinanza, abbiamo fatto una proposta di cambiamento per tornare al reddito di inclusione gestito dai comuni che così vedono se ci sono le truffe eccetera, però si può parlare quando uno fa il ministro, dico, no? Cioè, non quando uno fa il politico qualsiasi, ma il ministro è un'altra cosa, forse con un altro linguaggio. Nella sostanza io penso che oggi ci sono 580.000 posti di lavoro che le imprese cercano, bisogna fare il salario minimo affinché siano pagate decentemente le persone e poi bisogna levare il reddito di cittadinanza alle persone che possono lavorare.